Omicidio di Nadia De Munari. 4 persone sono state arrestate in relazione all'assassinio in Perù della missionaria laica originaria di Schio nel Vicentino. La cinquantenne venne aggredita e uccisa a colpi d'ascia nella notte tra il 20 e il 21 aprile scorso all'interno della comunità di Nuevo Quimbote, dove Nadia svolgeva la sua attività di direttrice di 6 scuole d'infanzia in qualità di volontaria per l'operazione Mato Grosso. A circa 3 mesi del suo omicidio, oggi i primi arresti. Secondo quanto è dato sapere, 2 delle persone arrestate sarebbero interne alla comunità dove lavorava la missionaria laica, mentre le altre 2 abitano nelle vicinanze. Sulla vicenda la Procura di Roma ha aperto un fascicolo d'indagine affidando l'istruttoria ai carabinieri del Rosso in collaborazione stretta con le autorità locali. Apprendiamo la notizia degli arresti e attendiamo di conoscere le precise responsabilità di tutte le persone coinvolte. Sono le parole rilasciate dalla famiglia di Nadia attraverso un comunicato del suo avvocato. Ed ancora il contesto nonché il reale movente di questo brutale omicidio ai danni di una donna mite che aveva scelto di dedicare la vita agli ultimi. La famiglia ripone tutta la sua fiducia nell'operato degli investigatori, confidando che continuerà nel loro lavoro finché non ci sarà definitiva e assoluta chiarezza sull'uccisione di Nadia. A maggio, all'ultimo saluto della cinquantenne missionaria nel palazzetto dello sport Libero Mare, l'intera comunità scledense si era stretta attorno alla famiglia rendendo omaggio a quella donna che aveva dedicato la sua vita ai bambini dall'altra parte del mondo.